Cioè, non è che ho detto sto facendo ginnastica, sta mandando via le mosche, c'è qualche mosca che sta rompendo le scatole. Buongiorno, benvenuta! Ma non si fa così, povera mosca! Sono all'esasperazione, perché qua siamo alla pazzona, E diventiamo... sono io che sono pazzona impazzita per queste mosche qua, sai? Orietta è impazzita. Bene, cominciamo un nuovo video alla grande. Benvenuti in Sardegna. Le mosche sono italiane qua. Beh sì, Le mosche sono italiane. Allora, siamo sbarcati giusto ieri a Porto Torres dal traghetto. Sta buona, calmati, adesso andiamo in spiaggia, dai. Allora, resisti un minuto. Siamo sbarcati proprio ieri da Porto Torres, abbiamo lasciato le Canarie. Bye bye Fuerteventura, bye bye bye. Bye. E allora cominciamo una serie di video nuovi. Una nuova avventura è già cominciata. Allora oggi stanotte abbiamo dormito a Porto Torres tranquilli, Adesso siamo venuti alla famosissima spiaggia della Pazzona, abbiamo appena parcheggiato il camper, parcheggio gratuito sull'erba a 2 passi dalla spiaggia. Prendiamo il nostro ombrellone, le nostre cosine, abbiamo anche la merendina pronta e scendiamo giù alla Pazzona, piantiamo l'ombrellone. Da lontano vedo già che il mare è azzurrissimo, è spettacolare. La mare della Sardegna, mica Cicci, Cocò. Sì. Vamonos, possiamo ancora dire vamonos? Come si dice vamonos in sardo? Adesso lo chiedo a Google. Aio! Brava, le sa tutte. Aio, andiamo. Eccoci qua, siamo scesi dal camper. Orietta è in divisa da spiaggia. Prendiamo le nostre cose. Prendiamo l'ombrellone che oggi ci serve. Abbiamo fatto un po' di strada sterrata, ma il parcheggio è libero e qua a 2 passi dal mare. E c'è anche il Ciringhito, guarda. Carino. Eccola qua. Tolta la divisa. Pronti? Allora, non c'è sabbia, c'è c'è ghiaino qua, ma va benissimo, così non ci riempiamo di sabbia. Adesso, caro Orietta, per piantare l'ombrellone, un lavoro specialistico, ci vuole Paolino il bagnino. Sì, col cappellino. Ecco qui, là in fondo abbiamo la spiaggia della Pelosa, ma noi oggi ci accontentiamo. Guarda che bello.
oggi anti-stress. Appunto, non stressare. Ma non mi devi rovinare la poesia. Anti-stress, tac, era finito il coso. E poi facevo vedere la spiaggia, così, tutta per noi, queste cose. E mi rovini sempre tutto. Mi rovina. No. Io con te non le posso più fare le cose, mi rovini tutto. Cioè, capisci la poesia, l'atmosfera, l'aria sarda, le sarde. Ma io, anche le sarde. Sì. Ma io ho visto che ti stressavi per piantare l'ombrellone. Ma che era mio cugino Paolino Bagnino che stava facendo Col sta cosa, cappellino. col cappellino, aveva piantato, adesso sta su che, vedi, perché l'ha piantato giù che è arrivato al non nucleo porta. terrestre, cioè ha passato la crosta terrestre, il mantello, è arrivato giù ma neanche un tornado. Paolino Bagnino, birichino. Allora, con Orietta abbiamo una consuetudine, una piccola tradizione, che quando arriviamo in un bel posto come questo, raccogliamo dei sassi, ecco qua, i sassolini, e li lanciamo nel mare, esprimendo un desiderio, più o meno come si fa con la fontana di Trevi, eccetera, con le monetine. No, noi lo facciamo con i sassolini, questa cosa ci ha portato fortuna nel tempo. E allora vogliamo perpetuare questa tradizione. Ma i sassolini me li hai regalati tu? Ma certo, io allora, i ragazzi sassolini e poi lei fa questa cosa qui. Beh, allora sei pronta? Sì. Va bene? Ma devo esprimere quanti desideri come i sassi, tanti come i sassi. Oppure uno grosso, o tanti piccoli o uno desiderio grosso. Va bene? Va bene. Va bene. Allora, sei pronta? Mi lanci dietro le spalle così? Sì. Al mio 1, al mio 0, pronta? Va bene. 3, 2, 1, via! Ai! Però ho espresso un bellissimo desiderio. Sì, vabbè, Non importa, erano piccoli. per fortuna era piccolo. Però ho espresso dei grandi desideri. Hai sentito? Sentito. Bisogna condividere tutto. Santo santo! Se me li hai dati tu i sassolini, Assassina! così i desideri si avverano di più ancora. Sai, sulla tua testa si avverano di più ancora. E vabbè, dopo tanta spiaggia, un bel transetto ci sta a fronte mare. Presto, Eccolo qua. presto. Vediamo un po' che cosa abbiamo oggi nel nostro menù. Una Non si raffredda niente. una fresca oggi. insalata, che ci vuole questo caldo qua. Cosa vuoi mangiare questo caldo? E allora Ci adesso rinfreschiamo un po'. Adesso a pranzo e poi altri 2 passi. eccola qua, e dopo questa bella insalatina torniamo a prendere il sole in spiaggia. Sei pronta? Va bene? Chiudi il portellon, track, e torniamo sulla nostra bellissima spiaggia. Guarda, avanti i camper si sono fermati anche qua. Parcheggio libero, anche questo è gratuito. Oh, perbacco! posto è perbacco! questo? Ma ci hanno cambiato la spiaggia, ci siamo distratti un attimo per mangiare l'insalata, usciamo dal camper e ci hanno cambiato la spiaggia. Guarda, non siamo più alla Pazzona, ma vabbè, basta con gli scherzi. Ci siamo spostati e abbiamo attraversato la penisola di Stintino e siamo dalla parte occidentale. Qui siamo A Porto Palmas. una bellissima caletta. Adesso andiamo giù e Non vedo andiamo... l'ora di vedere com'è. Non dai. vedi l'ora perché non è l'orologio, è per questo. Dai. Ta-na-na-na-na. Sai che promette proprio bene. Promette? E qua. Hai Che perso cos'è? le mutande. Chi ha perso? Orietta, hai perso le mutande. E qua. E perché, sai, ti spiego perché, siccome hanno fretta di arrivare in spiaggia,
Attento qua, partono di corsa perdono. e perdono le mutande per strada. Poi cosa c'è qua? Un ricordino anche. C'è altro? Devo stare attento a qualcos'altro. Ho trovato un pelo di slip. Allora, a parte la cacca e il paio di slip, direi che tutto sommato, dai. Beh, insomma, sai cosa? Sai cosa? Il Par de Sera d'Alghero è pieno di alghe oggi. Oggi abbiamo l'ombrellone fronte alghe. Ed eccoci qua. Allora vedete, diciamo la verità, questa spiaggia di Porto Palma non è Porto Palmas non è che ci è piaciuta granché. Avevo trovato un paio di mutande, degli slip e la giacchetta anche, poi era anche pieno di alghe, e così ce ne siamo andati. Siamo arrivati in questa guarda spiaggia, le Bombarde ad Alghero. Eccoci qua, e qua è veramente super, numero uno, però tutto questo non lo facciamo vedere adesso perché questo video finisce qui, ma nel prossimo le Bombarde, il mare è bellissimo, abbiamo Rita ha già fatto il bagno qua, ci siamo tuffati finalmente nel mare della Sardegna. Ci siamo tuffati. C'è anche il vento, sì, c'è anche il vento. Qui se continuate a guardare i prossimi video, mi raccomando. Bye bye!